Eccoci, benvenute e benvenuti a questo nostro focus, lo sapete ormai, l'approfondimento quotidiano della nostra redazione. Oggi ci occupiamo di sanità. Sanità, insomma, che è un argomento vastissimo, se ne può parlare in mille modi. Vorremmo accentrare la nostra attenzione oggi su quello che sono le possibili novità che possono interessare il settore. Sono legate alle case di comunità e vedremo di che si tratta, ma non solo. Parleremo anche di liste d'attesa, che è il nodo sempre dolente quando si parla di sanità, e anche di quelle che sono le prospettive di un'organizzazione un po' più razionale di quello che il tessuto appunto anche sociale chiede e richiede sempre di più, soprattutto per quanto riguarda l'utenza degli ospedali, delle strutture pubbliche, ma non solo, anche di quelle private. Lo facciamo oggi con Mimmo Torrisi, grazie di essere con noi, un medico ma anche un esponente del Tribunale dei diritti del malato di Catania, grazie quindi ancora per essere con noi, anche ci guiderà insomma anche per capire meglio tante cose, ma grazie anche ad Andrea Curti Gialdino, che è invece referente della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Eccoci anche con lei. Grazie dell'invito. Benvenuto. Dunque, io partirei da lei e partirei dal dietrofront del governo nazionale, che si è trovato insomma un po' in difficoltà perché aveva proposto il ministro Schillaci di inserire i medici di medicina generale di base o medicina di famiglia, come noi comuni mortali li chiamiamo, dentro le case di comunità e in parte alcuni di loro farli diventare dipendenti. Perché questo accordo è saltato e soprattutto lei come lo giudica, diciamo, questo dietrofront del governo? Allora, l'accordo non è saltato perché non c'è mai stato un accordo, nel senso che quella che loro decantavano come una riforma non lo era, perché evidentemente non nasceva da un processo di concertazione con le categorie. Prova ne è che infatti veniva proposto un decreto legge, quindi una misura emergenziale per sopperire a quello che loro ritengono essere una carenza di medici di medicina generale, che poi sono il fulcro, sarà il fulcro assieme ad altre figure professionali essenziali per il funzionamento della casa di comunità. La nota positiva è che rileviamo che nell'ultimo weekend finalmente qualcuno si è accorto che oltre alla medicina generale ci devono essere altre figure professionali. Non le cito per non peccare di incompletezza. Sta di fatto che rigettiamo sicuramente il canale della dipendenza, perché veniva decantato come un canale residuale e noi non abbiamo necessità di avere canali residui. Piuttosto la medicina generale vuole lavorare per entrare nelle case di comunità. Devo dire che la Sicilia rispetto ad altre realtà è stata antesignana col cosiddetto decreto 605. La medicina generale funziona all'interno dell'FT, la Sicilia farà funzionare l'FT all'interno delle case di comunità e di conseguenza la medicina generale sarà, già lo è, in questi giorni stiamo partendo, all'interno delle case di comunità. Per fare un ragionamento più largo e quindi uscire dalla Sicilia e fare un ragionamento nazionale, evidentemente dobbiamo lavorare nel nuovo atto di indirizzo per fortificare quello che già abbiamo nel precedente ACN, che è appunto un nuovo, ormai vecchio ACN, in cui già è prevista la figura del medico di medicina generale all'interno della casa di comunità. Allora lei dice l'accordo non c'è mai stato, ma nello stesso tempo l'interlocuzione comunque resta. E a questo punto chiedo a lei che cosa chiedete nel concreto. Allora, nel concreto intanto chiediamo il mantenimento del rapporto convenzionato che riteniamo essere l'unica via per il mantenimento di un rapporto di fiducia e un rapporto di prossimità con l'assistito. Rigettiamo ogni forma, ogni tentativo di dipendenza perché appunto riteniamo che questo sia antitetico ai principi predetti. L'auspicio è quello di sederci il prima possibile a livello nazionale per un nuovo atto di indirizzo per ottimizzare
quello che già abbiamo nell'ACN attualmente vigente. E ripeto, in questo la Sicilia è antesignana. Noi stiamo partendo con le case di comunità in cui i medici di medicina generale saranno all'interno delle case di comunità sotto forma di presenza all'interno dell'FT, che è l'aggregazione funzionale territoriale, la forma organizzativa della medicina generale, e tramite questo escamotage, nel senso tramite questa visione che condividiamo, saremo e siamo già a partire da questi giorni all'interno delle varie case di comunità che si vanno inaugurando. E a questo proposito appunto le chiedo, le case di comunità che appunto utilizzano i fondi del PNRR, il 30 di giugno c'è anche una scadenza importante che riguarda proprio l'attivazione di queste case di comunità, che ricordo in Sicilia sono previste almeno sulla carta 156, ma di fatto quali e quante a lei risulta, visto che nel mondo della medicina generale comunque lei diceva in Sicilia questo specifico che comunque in un'altra forma sarà presente? Allora, io come FIMG Palermo vi posso dare la contezza della mia realtà, ed è una realtà che di numerici stamattina non vi so dare, ma sono partite quasi tutte le case di comunità e ho contezza che partiranno tutte entro il 30 giugno. E ne ho contezza perché sostanzialmente abbiamo fatto settimana scorsa le cosiddette elezioni referenti di FT e ci chiedono già di fare i turni per tutte le case di comunità a partire dal 1° luglio. Quindi non avrete un rapporto di dipendenza come era previsto nel decreto? Assolutamente no, continueremo con il rapporto convenzionato. È un rapporto che affonda diciamo, le sue caratteristiche in un ACN, ACN che poi noi siamo andati a ottimizzare secondo le caratteristiche del territorio con il cosiddetto AIR, accordo integrativo regionale, e quindi ogni regione si dota di un accordo specifico perché ogni regione ha delle caratteristiche peculiari e noi all'interno della convenzionata, all'interno degli accordi della medicina generale riusciamo a esplicare tutto ciò che ci chiede anche il DM77. Benissimo, dottore Torrisi, invece la realtà di Catania, sono 28, dovrebbero essere Catania e provincia? Catania e provincia sono previsti 28 case di comunità, di cui di queste 10 sono hub, cioè sono aperti 7 giorni su 7, mentre il resto sono SPOC e quindi sono aperti 6 giorni su 7. Di queste diciamo che la stragrande maggioranza ci risultano operative, anche se c'è questa scadenza del 30 giugno per eventuali problematiche organizzative che il medico di famiglia ci rappresentava, quale quella dell'organizzazione dei turni presso tutte le case di comunità da parte dei medici di famiglia. Quindi penso che dal 1° luglio potremo considerare operative al 100% le case di comunità. Senta, la definizione è strutture sociosanitarie per garantire appunto un'assistenza di prossimità. E questo come si traduce per l'utente? Cioè, chi dovrebbe venire nella casa di comunità e soprattutto la funzionalità rispetto all'ospedale? Perché almeno nascevano proprio per alleggerire la pressione all'ospedale. Io credo che l'idea sia da assolutamente condividere quale momento integrativo tra la sanità territoriale e la sanità ospedaliera. Le due realtà del mondo sanitario trovano una necessaria integrazione anche nell'organizzazione delle case di comunità, cioè la casa di comunità e gli ospedali di comunità, previsti anche questi da realizzare entro il 30 giugno, altro non sono se non un modo concreto di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini anche con la presa in carico dei pazienti cronici. Quindi è una sorta di rivoluzione copernicana dell'assistenza sanitaria, invece del cittadino che va a cercare
Il Servizio Sanitario Nazionale dovrebbe essere il contrario, cioè il Servizio Sanitario Nazionale tramite queste case di comunità prendere in carico i pazienti cronici, in particolare i diabetici, i cardiopatici, i broncopatici, chi ha patologia di insufficienza renale cronica, e fare un vero e proprio percorso di salute, facendo sì che tutta l'attività di visita, controllo ed esami siano programmate per ciascuno dei pazienti, che non dovrà a questo punto andare a cercare la visita prenotando attraverso i vari CUP. Ma questo per i cronici, invece per chi non è cronico? Allora, per coloro che si trovano in una situazione iniziale è prevista ovviamente la visita iniziale, sarà la visita diabetologica, la visita cardiologica, eccetera. E se ci sono i presupposti, anche lì, come dire, redigere un percorso di cura anche per loro. Fermo restando che, come accennava il collega poc'anzi, nelle case di comunità ci sono i medici di famiglia che rappresentano, come dire, il perno su cui viene gestita la sanità territoriale, ma ci sono le altre figure professionali. Ci sono gli infermieri di comunità, di cui si parla poco, ma che dovrebbero assumere una funzione importante nel territorio. Ci sono gli specialisti ambulatoriali che ovviamente si dedicano al servizio specialistico, ma ci sono tutti gli altri servizi del territorio, non ultimo, come accennava lei, l'integrazione con i servizi sociali degli enti locali, affinché il bisogno del cittadino venga, diciamo, ascoltato nelle varie sfaccettature, sia quelle strettamente sanitarie sia quelle di indirizzo sociale. Ma allora in ospedale chi ci deve andare? Ci va più nessuno? Gli acuti. Gli ospedali sono nati per gli acuti, quindi devono assolutamente pensare agli acuti, e se hanno questo filtro nel territorio di coloro che non si trovano, fortunatamente per loro, in una situazione critica, è chiaro e evidente che possono gestire meglio quelle che sono le problematiche ospedaliere. Certo, assolutamente. Senta, case di comunità che si legano con invece le liste d'attesa, che è un annoso, sì, questo problema che riguarda un po' tutti quanti ci siamo trovati sempre nella situazione di dover richiedere, sì, no? una visita e vedersi veramente i tempi lunghissimi per qualsiasi accertamento, insomma anche quello, no? Potrebbe essere una... È una svolta importante, io dico soprattutto su questo, anzi il nuovo piano sul governo delle liste d'attesa elaborato dal governo in conferenza Stato-Regioni prevede tra i 4 punti importanti del documento non soltanto una gestione trasparente delle agende, per non soltanto un'appropriatezza prescrittiva, ma anche la presa in carico dei pazienti cronici, in maniera tale da avere, come dire, un percorso dedicato per questi pazienti, e quindi significa diminuire quello che è, diciamo, la richiesta talvolta impropria da parte dei pazienti cronici. Su questo argomento, tra l'altro, il Tribunale dei diritti del malato ha fatto, così come ogni anno, un report relativo alle attività del 2025, e purtroppo i dati sono ancora sconfortanti, perché c'è una attesa, soprattutto per quanto riguarda la diagnostica strumentale, quindi TAC, risonanza, endoscopie, che va oltre i tempi massimi previsti dalla normativa. Esempio concreto: se bisogna fare una mammografia, in media ovviamente, ed è questa richiesta in classe B, cioè da farsi entro 10 giorni, purtroppo talvolta si devono aspettare anche 102 giorni. Se bisogna fare una mammografia bilaterale come controllo e quindi programmata, il tempo massimo è di 120 giorni, purtroppo si sfiorano anche i 400 giorni. Vuol dire mesi.
mesi di attesa, ma anche che possono essere anche importanti per quanto riguarda la diagnosi, sì, o comunque anche tutto il filone della prevenzione, no? che tanto si caldeggia, e quindi è veramente una situazione questa che è una situazione critica a cui pesante. Noi come Tribunale dei diritti del malato abbiamo cercato di rispondere dando la possibilità ai cittadini e dando le informazioni per i cosiddetti percorsi di tutela. I percorsi di tutela altro non sono se non la richiesta oggettiva prevista dalla legge sia dal 1999 ma ribadita nel 2024 dalla cosiddetta legge Schillaci, ribadita, in cui per ciascun paziente si devono rispettare i tempi massimi previsti nella prescrizione. Quindi se mi è stata richiesta una mammografia in classe B, ovviamente io devo avere la prestazione entro massimo 10 giorni. Per questo ci sono i percorsi di tutela, cioè il cittadino può richiedere all'azienda che la sua prestazione venga effettuata nei tempi massimi previsti. Cosa che mi sembra non avvenga, nel senso che probabilmente magari l'utente non lo sa, e quindi di fatto poi quando arriva la data che rimandano di anni addirittura, le sue previsioni erano ottimistiche, ma ci sono veramente attese a volte che lasciano perplessi. Purtroppo. Ma a questo punto, dottore Curti, le chiedo da medico, da esperienza sua che ha sicuramente anche quotidianamente con tanti pazienti, chi può, e sottolineo chi può, ricorre al privato, quindi bypassa la struttura pubblica e si rivolge al privato, o utilizza l'intramenia, cioè la possibilità di restare degli specialisti all'interno delle strutture pubbliche, però pagando ovviamente non il ticket ma pagando il tariffario, quello che prevede. E questo avviene sempre più spesso nella sua esperienza? Assolutamente sì, questo è un fenomeno che ogni anno diventa sempre più preponderante. Questo ha poi delle ripercussioni su tanti aspetti, nel senso che se poi tu vai a fare una visita privatamente, poi ti ritorna comunque all'interno del sistema sanitario nazionale una richiesta di accertamento. Il collega parlava di diagnosi strumentale che è particolarmente ingolfata, ed è vero, perché pure che ti fai visitare da uno specialista privatamente, poi ti richiederà degli accertamenti che tu non puoi assolutamente andare a chiudere anche questi privatamente. E quindi è il cane che si morde la coda. Certo. A questo aggiungo che il medico di medicina generale in tutta questa storia, che chiaramente è chiamato ad una maggiore appropriatezza prescrittiva, veniva detto in studio, anche lì appropriatezza prescrittiva che in qualche modo risente anche di una componente induttoria esterna. Il medico di medicina generale in questa storia si trova spesso a dover vicariare attività specialistiche e quindi con tutto ciò che concerne un maggior carico di lavoro. Insomma, è un sistema fortemente in sofferenza, e le strategie che venivano dette evidentemente sono delle strategie che devono essere messe in campo il prima possibile. Speriamo che tra l'altro diano i loro frutti positivi, cioè questa rivoluzione di cui parlava lei copernicana riesca a essere anche più efficace. C'è un'altra questione, e volevo sottoparla entrambi, il fatto che le strutture pubbliche stanno perdendo di efficienza, ma non è efficienza tanto per chi ci lavora, ma proprio strutturalmente, cioè sono pochi medici, tantissimi pazienti, quindi si rischia
anche lì di poi indirizzare nel privato una qualitativa, una qualità, uno standard per esempio alberghiero. Si è sempre parlato di questo, no? Nella struttura pubblica, che sicuramente è anche assistenziale, ora sta diventando, è sempre più carente. Anche questo è una tendenza che si deve contrastare, ma che comunque poi pesa sempre sui cittadini, sugli utenti. Pesa sui cittadini e, mi permetta di dire, soprattutto sui cittadini meno abbienti. Assolutamente. E quando noi parliamo di salute, noi non parliamo di una variabile economica, ma parliamo di un diritto costituzionale che fortunatamente a tutt'oggi il Servizio Sanitario Nazionale tutela nella misura in cui c'è un'equità, una universalità nell'attività assistenziale. Detto questo, oggi ci troviamo davanti a un bivio, parliamone concretamente. Da un lato c'è la possibilità di sviluppo tecnologico, di una medicina digitale favorita anche dal contributo del PNRR. Dall'altro c'è una situazione oggettiva di depauperamento sia strutturale sia economico delle strutture pubbliche. Allora io penso che chi investe in sanità investe per il bene dei propri cittadini, perché se 6 milioni di italiani non si curano, significa che questi 6 milioni, perché non possono curarsi, significa che questi cittadini domani peggioreranno per quanto riguarda la loro domanda di salute. Quindi quello che oggi magari si poteva affrontare con 10, domani sarà affrontabile forse con 100. Allora avere questa opportunità di investire nella sanità che cambia, che ovviamente si presenta oggi in una veste diversa, parlavo di questi sviluppi tecnologici, ma soprattutto parliamo di medicina digitale, è sicuramente un investimento per i cittadini e io dico per il bene della nazione o della regione o della provincia. Certo, tenendo conto appunto sempre di questa forbice che si allarga sempre di più di chi può permettersi una sanità efficiente, privata, e invece chi assolutamente purtroppo si deve adeguare. Dottore Curti, abbiamo pochissimo tempo, infatti io farei una breve pausa e poi ritorniamo in studio, continuiamo a parlare di sanità. Stiamo occupando di sanità, di novità che ci sono, case di comunità. Dottore Curti, le chiedo, visto che appunto voi entrerete ora il 30 giugno, insomma la macchina dovrebbe partire, ecco, voi sarete alla guida di questa macchina, quali sono le aspettative che lei ha rispetto a questo? Cioè ovviamente una prosecuzione del suo lavoro, ma nello stesso tempo qualche novità ci sarà? Assolutamente sì, le novità ci saranno, chiaramente servirà una fase di rodaggio, credo che non sarà un rodaggio facile perché gli stessi attori che parteciperanno alle attività in casa di comunità hanno un incarico professionale dato dall'impatto della medicina generale, quindi l'attività di studio, che evidentemente non è quella che viene decantata di 2 o 3 ore di studio al giorno, prova ne è che sono le 15 e sono ancora in studio, e quindi bisognerà andare a conciliare anche e soprattutto questo aspetto. Noi parteciperemo con un nuovo contratto, che è il cosiddetto contratto a ruolo unico, quindi chi partecipa alle attività ha una modularità fra scelte e ore, quindi scelte da parte dei cittadini, e quindi la classica scelta del medico di famiglia, e poi un debito orario in relazione al numero di scelte da assolvere all'interno delle case di comunità. Servirà un po' di tempo, non c'è dubbio. Certo, assolutamente, ancora insomma tutto in divenire. Prima di chiudere velocemente, volevo girarle una domanda che è arrivata da un nostro telespettatore, dice: come mai i biologi non fanno parte delle case di comunità?
No, assolutamente sì, partecipano anche quindi loro nella misura in cui, notizia. ad esempio, sono previsti i laboratori di patologia clinica, certo. e quindi all'interno sono presenti necessariamente i biologi, ma così come tante altre figure, e cioè il fisioterapista, ho parlato già dell'infermiere di comunità, che è un ruolo nuovo che va ad essere, come dire, una presenza nel territorio rispetto a quelli che sono i bisogni del territorio. E anche qui mi pare utile precisare un altro aspetto: si chiamano case di comunità perché vogliono dare il senso della prossimità e della vicinanza alla comunità. Quindi significa che i cittadini sono coinvolti in prima persona anche nelle verifiche sul funzionamento delle case di comunità. Ecco, giustamente, c'è anche il feedback. E chi più di lei, il Tribunale dei diritti del Malato, sarà anche presente, no? Avete già pensato, diciamo... Abbiamo immaginato anche questo, ma in spirito assolutamente costruttivo. Certo. Noi vogliamo essere una cassa di risonanza positiva per informare i cittadini sulle nuove opportunità previste in sanità, nelle case di comunità e negli ospedali di comunità, così come vogliamo informare i cittadini dei loro diritti sui percorsi di tutela per avere le prestazioni all'interno dei tempi massimi previsti nella richiesta. Chiarissimo. Grazie dottore Torrisi, grazie a lei, grazie al dottore Curti, grazie anche a chi ci ha seguito, alla prossima.